le lingue? Sì? Tutte. Vai! Apri! Ma non è cool. Paraffaie! Sai cosa vuol dire? Che te è un can. Te faccio passare in mezzo a un incrocio di schiaffoni che non ti sa neanche a chi dargli a precedenza! La scienza ci condurrà senz'altro verso un futuro rabbioso. Maria, che caldo. Non è che questi palloncini mi rovinano la messa in piega? Amo, se i capelli fanno bow, tutti diranno wow. Ah no, speriamo, perché ultimamente con gli uomini non mi va mica benissimo, Ma va? Il mio ex era sempre davanti al computer, non mi guardava mai. Era un nerd. Un tocco de nerd? Ah, sì, ma mai come Mattia, l'autista dell'autobus. Te lo ricordi? Certo che me lo ricordo. Mamma mia, 2 anni insieme nella più totale assenza di dialogo. In 2 anni non ci siamo mai parlati. Oh, Santa Mesh, e perché? E non si parla al conducente dell'autobus. Chiedo scusa per il ritardo della conferenza di oggi, ma il mimo non è ancora arrivato. Avevo provato a chiamarlo, ma non parla. Vedete, ragazzi, nella recitazione la credibilità è importante. Io devo credere in tutto ciò che dite. È la credibilità che cattura il pubblico. Scusate ragazzi, c'è qualcosa che non va. Io non mi sento bene. Forse il mio povero cuore. Che succede? Che succede? Chi ha spento la luce? Non vedo niente. Aiutatemi! Aiutatemi! Vabbè, passiamo alla immedesimazione. Ma dammi un consiglio per valorizzare questo bel visino. Guarda, facciamo un taglio Maria Antonietta. Un po' così? No, un po' così. Oggi proviamo altri esercizi di creatività. Ok. Improvvisiamo sulle favole? Sì. Ne creiamo una insieme che non esiste. Ok. Tipo, c'era una volta. Beh, questa però è famosa, conosco Camille. Certo, ma tante favole iniziano con c'era una volta. Come? No, dico, c'era una volta. Non esiste più adesso. C'è. Seguimi, Maci. C'era una volta una principessa. Che morì. No, è la protagonista della storia, non può morire subito. Ah, ok. C'era una volta una principessa. Che dopo un po' morì. Ma perché? Non deve morire. No. C'era una volta una principessa viva e... E però non stava tanto bene. Oh! Così. E sei morta? E se sei morta, dimmi se sei morta. Io sapevo che sei morta e non ti volevi dirmi. Era tanto una brava persona. Che se mai fammi sapere quando chi fa il funerale. Ho piacere di partecipare. Sì, ci organizziamo, se E Chatouche. Grazie Giampiero, scusa se ne ho approfittato. Tu lo sai come siamo fatte noi donne. Basta quel pelo fuori posto, ci toglie il sonno. E te? Da quant'è che non vai a letto, te? Oggi ringraziamo Luigino per il bellissimo disegno che ci ha inviato, che ritrae il comune col sindaco e gli assessori trionfatori sull'opposizione. Grazie di cuore Luigino e tanti auguri ancora per il tuo 32esimo compleanno. Beh, che c'è? Non avete mai visto una donna con l'accappatoio?